Trentino in notturno al Sorbello Stadium per uno dei confronti più attesi, il campionato di terza categoria messinese. La capolista Castanea arriva all'appuntamento forte del netto successo interno contro l'Arcigrazia, un pokerissimo che ha consolidato la leadership e confermato l'elevato rendimento offensivo. Di fronte a un Astro Pappottello pienamente in corsa, i padroni di casa con la gara da recuperare contro il Malfa possono teoricamente agganciare la vetta e il distacco è di appena 3 lunghezze, margine che rende lo scontro diretto determinante sotto il profilo aritmetico e psicologico. Passiamo a raccontarvi il film di questa sfida. Prima occasione di marca Castanea, corner sul secondo palo per Arrigo che di testa in corna alto. Un minuto dopo il quarto d'ora, punizione di Silla che beffa Muscolino e vantaggio del Castanea. 8 minuti più tardi, contro il C, contro il V, ancora Silla da piazzato, una parabola perfetta che vale il raddoppio dei Castanoti. 26esimo, ci prova Sposito dalla distanza per Astro Pappottello, sfera che termina alta sul fondo. 2 minuti più tardi il lancio in profondità di Rizchi per Picciolo che di testa scavalca Muscolino per il tris del Castanea. Gara in discesa, arriva allora un doppio cambio per Mister Previti, dentro la Fauci e Falletta per Muscolino e Zammataro. Al 39esimo imbucata il neoentrato per Arena che viene steso da Tomasello, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Diego Cambria per accorciare le distanze, non si lascia ripetere due volte il numero 10 in maglia nera, spiazza l'estremo difensore del Castanea, partita riaperta. 4 minuti più tardi intercetto di Tavilla che prende il fondo a sinistra, mette sul secondo palo per Arena che manda in rete per la rimonta degli Astro Pappottello. 2-3 ora al Sorbello Stadium, proprio prima del duplice fischio del direttore di gara. Passiamo allora con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacopello a quanto accaduto nella ripresa. 5 minuti è tutto in campo delle formazioni, prima occasione di marca Pappottello, corner messo dentro e dopo una deviazione arriva Gentile, manda sul fondo. 6 minuti più tardi Panetta dentro per Arena che si lascia cadere in area procurandosi un giallo per simulazione. Un minuto dopo l'ora di gioco torna ad offendere il Castanea, punizione dalla lunga distanza messa dentro per Milici che di testa però non inquadra il bersaglio grosso. Arriva il terzo cambio per Mister Previti che getta nella mischia Pandolfino. Al 69esimo ci prova Cambria direttamente da calcio piazzato, risponde presente l'estremo difensore del Castanea Trinchera. Al 75esimo ancora Silla, terza rete, terzo gol su punizione, batte la Fauci 4-2, partita virtualmente finita. Un minuto dopo espulso anche Panetta per qualche parola di troppo, resta in 10 uomini l'Astro Pappottello, dentro anche Salvador per Manciaia. All'83esimo tocca ad Abubakar. Al primo minuto di recupero punizione di Gentile che si spegne sul fondo, ci prova con la forza dei nervi e della disperazione a compagine di Mister Previti, spazzata della difesa recuperata da Pandolfino che calcia con il destro alto di 1 metro circa sulla trasversale dei pali. Non c'è più tempo, il Castanea si impone al Sorbello Stadium 4-2 sugli Astro Pappottello. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.